Benvenuti, oggi è lunedì 23 dicembre 2024. Il sole sorge alle 7:11 e tramonta alle 16:46. La luna si leva a 00:02 e cala alle 12:07. La Chiesa oggi celebra San Giovanni da Chieti. Il nome Giovanni ha origine ebraica e significa dono del Signore. Oggi 23 dicembre si celebra la festa nazionale indiana degli agricoltori. Questa giornata è stata istituita per onorare gli sforzi degli agricoltori che svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza alimentare e sostenere l'economia. La giornata non si limita a riconoscere il loro contributo, ma si propone anche di sostenere le sfide che le comunità agricole si trovano ad affrontare. La data è stata scelta in onore dell'anniversario della nascita di Chowdhury Charan Singh, la cui leadership e dedizione hanno permesso di portare avanti i diritti di questa categoria di lavoratori, rendendolo una figura di spicco nella storia dell'India. Festeggia 57 anni l'attrice e modella Carla Bruni. Tra le indossatrici più pagate al mondo negli anni 90, nel 2002 ha esordito come cantautrice con 2 presenze a Sanremo. Dal 2008 al 2012 è stata la Première Dame de France, in quanto terza moglie del presidente francese Sarkozy. Sono 52 le candeline per il cantante Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi. Fondatore e frontman dei Blue Vertigo, dal 2003 ha intrapreso la carriera da solista. È stato giudice a X Factor per 6 anni, vincendo 3 edizioni del Talent. Per 6 anni è stato legato ad Asia Argento, con la quale ha avuto una figlia. A novembre dello scorso anno viene rimosso da X Factor, in cui era giudice, a causa dei reiterati comportamenti offensivi nei confronti degli altri giudici. Infine compie 58 anni la showgirl e conduttrice TV Stefania Orlando. Dopo aver debuttato negli anni 90 come Valletta, ha riscosso popolarità in Rai conducendo diversi programmi, fra cui I Fatti Vostri e Il Lotto alle 8. Nella stagione 2022-2023 partecipa come concorrente all'11ª edizione di Tale e Quale Show. Sono da poco passate le 19 del 23 dicembre del 1984 e il Rapido 904, partito da Napoli e diretto a Milano, attraversa la grande galleria dell'Appennino. Una manciata di minuti e si consuma il dramma di quella che sarà ricordata come strage di Natale, primo atto della sanguinosa guerra di mafia che raggiungerà il culmine nei primi anni 90. Dopo aver percorso circa 8 km, un tremendo boato trasforma il convoglio in un'infernale trappola di fiamme, 17 le vittime. Siamo nel periodo più freddo dell'anno e voglio darvi una curiosità proprio sul ghiaccio. Sapete che esiste un hotel costruito interamente di ghiaccio? Si trova in Svezia e si chiama appunto Ice Hotel. È stato il primo hotel di ghiaccio del mondo e ogni anno viene costruito di nuovo. Persino i letti sono di ghiaccio, senza parlare del cocktail bar. Tra sculture ghiacciate e sacchi a pelo per proteggersi dal gelo, l'Ice Hotel regala la sensazione di vivere in un sogno. Accoglie circa 50.000 persone ogni anno ed è aperto da dicembre ad aprile. Buongiorno ai 12 e buon inizio settimana. È una raffinatissima luna in bilancia, quella che dà il via alla settimana astrologica, opposta a Nettuno, quindi un po' tendente al caos. Il rigorismo e l'eleganza bilancia ne avranno ragione? Lo scopriremo subito. Ariete, luna in opposizione per voi e questa settimana un po' di minacce al vostro programma potrebbero farsi fuori. Tenete duro e mantenete la vostra linea di condotta, del resto i condottieri dello zodiaco siete voi. Toro,
La giornata di oggi è una giornata che parla della vostra Venere che proprio non va d'accordo con Urano. Sentite forte l'esigenza di rivoluzionare le cose in amore e di stabilire nuove strategie. Vi riuscirà? Alcuni astri dicono di sì. Gemelli, un po' di nostalgia sentimentale in questo momento proprio perché la Luna perfettamente in trigono parla d'amore, ma opposto a Nettuno c'è qualche nostalgia dal passato, quindi oggi un po' di romantica melanconia. Cancro, giornata oggi che vede i primi giorni dell'opposizione del Sole ai vostri gradi, tra l'altro quadra anche la Luna. Nettuno di contro non vi aiuta molto, per cui oggi potreste sentire il bisogno di proteggere e di difendere tutto il vostro patrimonio affettivo. Per alcuni di voi è un periodo di ritorno a casa. Leone, giornata decisamente molto interessante per voi. Marte al solito è ancora fermo nella posizione con Plutone. Come se non bastasse, Venere si rende un po' distante. Probabilmente con i partner dovrete stabilire tempi e modi per passare le feste programmate. Vergine, a proposito di programmazione, con una luna davanti le vostre idee sarebbero lucide e chiare, ma l'opposizione con Nettuno vi dà immediatamente chiaro l'impossibilità che accadano alcune cose per il tempo in cui lo desiderate. Cercate quindi di assecondare gli eventi e di essere abbastanza duttili ed adattabili per quello che volete, ci sarà tempo più in là. Bilancia, siete protagonisti di questa giornata zodiacale. La luna nei vostri gradi quadra con il sole capricorniano. Inizia un periodo di passato, ripensamenti e di qualcosa che si deve un po' aggiustare. La routine vi annoia un po' e le confusioni emotive di Nettuno ci si mettono pure a dare la loro dose. Cercate quindi di essere eleganti, anche se riluttanti, di fare le cose che per affetto ci si aspetta da voi. Scorpione, la giornata di oggi è una giornata che vede una luna particolarmente emotiva, una luna fatta di sogni, di pensieri, di ripensamenti. È fondamentale per voi ricorrere agli affetti e sentirvi protetti e sicuri. In famiglia troverete quello che desiderate. Sagittario, la giornata oggi prevede un Mercurio che tenta di dialogare con il Marte fermo. La Luna è abbastanza amica, ma è proprio con uno dei vostri due pianeti che dibatte, con Nettuno che non ne vuole sapere di lasciare spazio a qualcosa di veramente chiaro e lineare. Un po' di confusione per voi oggi, ma sicuramente avrete l'idea giusta parlandone con un amico. Capricorno, il Sole nei vostri gradi già vi corrobora, ma incorre in una doppia quadratura, quella con la Luna in Bilancia e quella con Nettuno in Pesci. Probabilmente siete pronti a vivere un po' nostalgicamente questo periodo e a fare un po' un compendio di tutto l'anno e del lavoro fatto. È un po' presto, però romantici come siete, profondi come la vostra mente vi fa caratterialmente, dovrete cercare semplicemente di guardare alle cose con lucidità. Acquario, Venere nei vostri gradi quadra proprio con il vostro pianeta Urano, ma ci pensa il fortunoso trigono con Giove a farvi sentire assolutamente pieni d'affetto e un po' innamorati. Cedete un po', creatività al massimo. Pesci, giornata decisamente molto piena oggi. Il Nettuno, il vostro pianeta che ospitate, è in opposizione alla Luna. Un po' di confusione, di ripensamenti e anche di una visione prospettica delle cose che implicita che lasciate andare qualcosa o qualcuno che non vi soddisfa molto e soprattutto il campo lavorativo che volete rivoluzionare. All'indomani della grave crisi finanziaria del 1907 che mise in ginocchio il sistema bancario americano, un gruppo di finanzieri sostenne la necessità di creare un organismo centrale che garantisse la stabilità del dollaro e fungesse da supervisore del sistema bancario nazionale. Si arrivò così all'approvazione del Federal Reserve Act da parte del Congresso, che il 23 dicembre 1913 istituì la Banca Centrale degli Stati Uniti d'America.
L'espressione versare lacrime di coccodrillo deriva da una caratteristica fisiologica che coccodrilli hanno veramente. Dopo aver ingerito una preda iniziano a piangere. Queste lacrime non sono ovviamente derivate dal dispiacere per la povera vita appena distrutta, ma dal fatto che, a differenza nostra, il coccodrillo non suda e non avrebbe modo di espellere le tossine in altro modo. Ecco che così si spiega perché noi usiamo questo proverbio per indicare un pianto non sincero. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. La matta di oggi è Peggy Guggenheim, mecenate e collezionista d'arte statunitense. La morte del padre nel naufragio del Titanic sconvolse la sua esistenza. Anni dopo attraversò, a rischio della vita, l'Europa devastata da Hitler per salvare quadri e sculture. Raccolse una vasta collezione d'arte moderna e, dopo essersi trasferita nel 1949 a Venezia, la espose in un museo che porta il suo nome e che divenne una delle attrazioni più visitate della città. Ci salutiamo con la frase del giorno. Se pensi che l'avventura sia pericolosa, prova la routine, è letale. Non abbiate paura di provare e sperimentare nuovi hobby, nuove letture o aprirvi a nuove avventure. Vi aspetto anche domani, pronta a tenervi compagnia anche durante le feste. Buona giornata dalla vostra Martina.